faccio passare la mascherina così non posso parlare, mi dovete perdonare. Allora amici cari, amici dice no, può essere la pizza, oggi mi trovo, come quasi sempre, perché Teresa è una bellissima amica, da Teresa Iorio alla pizzeria Le Figlie di Olio, via Conte Olivales 73, Napoli. E guardate che delizia, ma voi guardate, sono circondato, fa fare una panoramica, Anna, cortesemente. Sono circondato di Casatiella, Tortoli e Teresa Iorio. Guardate qua, e vai a essere sappiato. Se riuscite a percepire già con l'immagine l'odore su Casatiella e Paschi in ogni momento, guardate, sinceramente, è una cosa stupenda. Teresa è la come dire, è la buon regina. pomeriggio! Voglio fare i miei sinceri auguri, vai giù, ma lasciami proprio questa mascherina pagata. Questo è l'ultimo Pasqua che ci facciamo così. L'anno prossimo alla grande, vero Gennaro? Ma io lo spero. Auguri a tutti quanti. Ma tu lo sai, io lo spero, se fosse possibile anche per domani stesso, ritornare alla normalità di sempre, vivere come abbiamo sempre vissuto, abbracciandoci, basandoci e senza come dire, restrizioni, perché noi le restrizioni non le vogliamo. Siamo napolitane e vogliamo vivere sotto il sole e vicino al mare di Napoli. Auguri di buona Pasqua a tutti da parte mia, Gennaro Mastravis E da Teresa Iorio. campionessa del mondo 2 volte, 2015 per la pizza STG, nel 2017 per la famosa pizza fritta, diventata poi il simbolo ancor più di Napoli, denominata Femmina e Fritta, da Teresa Iorio. Un bacio a tutti quanti, buona Pasqua!